Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima, con la velocità da parte di Dolce Indal che va a condurre nei confronti di Daytona Nobel in seconda posizione. All'esterno prova a puntare in avanti Amelie Pan, che va su Dolce Indal, il quale è al comando dopo 200 metri di corsa passato in 15,9. Prova a passare Amelie Pan, Dolce Indal che alla fine lascia fare, e così Amelie Pan in vantaggio su Dolce Indal, terza posizione per Daytona Nobel. Al largo avanza subito Exelon Indal, 34 il primo quarto di gara. Exelon Indal gira Blue Dancer, si porta allo scoperto sulla curva di destra. Amelie Pan prosegue in vantaggio nei confronti alla corda di Dolce Indal, di fuori sempre Exelon Indal. Poi in corda Daytona Nobel, in seconda pariglia c'è Blue Dancer e quindi Citrus Dina Oil, passaggio agli 800 metri iniziali in 1:1:8. Si va sulla curva di sinistra con Amelie Pan che continua in vantaggio nei confronti di Dolce Indal, all'esterno Exelon Indal, poi ancora in corda il resto del gruppo con Daytona Nobel terzo avanti a Citrus Dina Oil. In seconda pariglia sempre Blue Dancer che precede Delizia di Casei, quindi Castiglione. Non cambia nulla quando il primo chilometro si è andato comodo in 1:17,5, 1:33,2 1200, e si va sulla curva di destra con sempre al comando il Michela Rossi con Amelie Pan e Exelon Indal che ora preme sull'avversario. 15,9 la curva. Si difende Amelie Pan, attacca Exelon Indal, poi in corda sempre Dolce Indal quando siamo a 400 dalla conclusione. 2:27 per il miglio di gara. Amelie Pan in vantaggio nei confronti di Exelon Indal che flette leggermente. Amelie Pan allunga quando siamo a 200 dal palo. Amelie Pan prova la fuga, Exelon Indal prova a riorganizzarsi, poi Blue Dancer che passa in terza posizione. Amelie Pan in vantaggio su Exelon Indal a metà della retta d'arrivo, ci riprova Exelon, si difende Amelie Pan sempre in vantaggio. Amelie Pan vince nei confronti di Exelon Indal. Per il terzo Blue Dancer potrebbe aver contenuto il ritorno interno di Dolce Indal. Amelie Pan, Michela Rossi per il training di Salvatore Valentino, i colori proprio di Michela Rossi. Vince la 9 anni da Pitagora B che va a sfilare al comando. Non si lascia mai avvicinare, corre bene Exelon Indal ma può fare solo il secondo. Al terzo finisce Blue Dancer.